l'Italia, la effettua Causio lanciando Antonioni, spiove la palla al centro per Antonioni, per Savoldi, colpo di testa di Furos, recupera la palla Capello, di tacco indietro a Causio, ancora Capello, Rocca partecipa all'azione d'attacco, cross di Rocca, Savoldi, Pulici, e l'Italia riconduce la palla in attacco, Antonioni, tiro di Antonioni, la lunga rincorsa è del capitano Papaioannou, spiove la palla in aria, lunga per tutti, tiro al volo di Capello, ancora Antonioni, lanciato un po' lateralmente, riesce ugualmente a servire Rocca, cross di Rocca in area, colpo di testa di Pulici, servizio per Antonioni, tiro di Antonioni che chiama a Terzanidis, e Bellugi è intervenuto molto bene, poi Antonioni, poi ecco Causio, Pulici, Sinetopoulos ha rinviato e c'è una volata di Koudas, Kritikopoulos, Koudas ha fermato Bellugi, riprende Papaioannou, Gentile manca la palla e Rocca, Causio, Antonioni, Causio, Antonioni, pronto il cross, colpo di testa di Capello, ecco Causio che batte il calcio di punizione, colpo di testa di Pulici, Zaccarelli, apertura per Pulici che scatta, c'è Firos su di lui, Zaccarelli, ha battuto Koudas, lunghissimo, colpo di testa di Bellugi e disimpegno dei greci, nuovo cross di Antonioni, colpo di testa di Pulici, Savoldi non poteva tirare, calcio di rigore per fallo su Savoldi, fischio dell'arbitro, Savoldi, cross di Gentile fermato da Serafis, Antonioni, tiro e grandissima parata, Papaioannou, poi tira Koudas e Zoff compie il capolavoro di andare a fermare un colpo di testa di Serafis proprio all'incrocio dei pali. L'azione prosegue e Zoff para ancora un gran tiro.